Buonasera a tutti, visitivo che nuova de oggi, di 28 di aprile 2020, Kimbe, di de Sardegna, festa nazionale del popolo sardo, che ammenta che hanno questo popolo si è ribellato alla dominazione piemontese, e incacassato i piemontesi, schimbichetto piemontesi, caricano anche lo di San Navere, poi anche lo storrare all'Occuissoro che sono 1790 batte, poco tempo purtroppo, che poi sono tornato e questa è quasi una nemesi, una ripetizione di questa storia, che i sardi hanno occasione di si liberare da questa tirannia, però preferiscono dell'acchere moderare, non dell'acchere accabare e probabilmente come tornaria io già sproni in questa occasione tocca che lo imbolare a mare, non che lo imbarcare in nave con che lo tornare a territorio e tornare poi pur potente e forte di prima. Si sa dire che lo hanno imbolato a mare, probabilmente oggi sa terra sarda è stata libera, vinasa da ultimo dominatore tricolore che este sempre Savoia, sempre lì sono, insomma, non sono cambiato, che a oggi. Bene, scusatemi, questa pacas paraulas, ma che hanno bene in sicuro, lo che contano è sposo la razionalità, ma lo che conta è il suo sentimento. E il sentimento comandata, come ha comandato tanno, e sono 1790 batte, ha comandato come presentando questa die de oggi e per presentare Galumenzosu andiamo a vedere it come in ammentata questa lì adesso il popolo nostro andiamo a sul cerimoniale della regione sarda in un bel atto cantare barone sa tirannia a procurare purtroppo a moderare e a non aggabbare. Ecco qua, andiamo da Inoc. La ripresa Palazzo regionale. Parliamo da Site Novas, proprio un spazio poco importante, basta visto, beh, appena sono funzionario che resta recato, resta andato anche sul fatto suo, proprio dissacratore a suo massimo, vabbè. Sì, agguanta ben nascosto. Va bene, andiamo da innanzi e cominciamo oggi già Michele, la diapositiva me l'ha posta tutto in maniera meta tripogliata, però cerchiamo di andare in ordine su matessi. Ecco là, come si presenta Saida oggi, che in questo quello voi che costato, da questa nube bianca, la come sono un po' pure allargando e vedete su biaitino, adesso quello. Ecco qua, questa è un'altra fotografia di questa occasione. Idemo subito non andare su Saravallo de oggi è lunedì, da 7 gradi temperatura massima, 1 grado temperatura minima, di deve fare
poi calcolato belle che potete dire e non dobbiamo stare bene a carichi gottio di abba da essa una a sa battere de ortaidie. Crasa de martis è calcolata tutta la die, però non presenta tabba, da che non va in grado temperatura massima, che grado temperatura minima. Bene, abbiamo il toccamento del loro, come su solito da dare, purtroppo a Ponato Gai proprio come su solito qua, insomma, ma solo qualche dia che non che colata che ne dare questo tipo di toccamento che bicchiere ne sono doveroso, scatto cardiaco onore a tutto, lo cittadino dove chi non lasciano e che però sono colati in questa terra e lasciano la strada sull'arrasto di solo, insomma. Uso il termine arrasto non in termini di stichese ma in termini dell'invasare comune. Toccamento ed ola, che 97 anni e via, che è morto Giovanni Brugo, con 8 Pilimeggio, babbo di Gianluca, Gabriele e Giorgio. S'interro e storia, lunedì 28, a Salvatore in suo miracolo. Condolenze alle pazienze, a sua famiglia tutto, dai parte di TV. Adios. Pilimeggio. Poi è arrivata come a sortimora, toccamento ed oli, in Lugola, che è morta, e sa RSA a due scoro, a Kentannolo, Placida Caprolo, Gattia Volpato e mamma del Subiato del Gaetano, a compri tu, Kentannolo questo mese, cioè praticamente Subini che mi pare che su Seichi. Desinterno non scogalo, condolenze alle pazienze, salve a tutto, da parte dei Bizi TV. Bene, andiamo da innanzi e facciamo de attero ed è preciso questa pretta verde che è stata perdita e sarà o in questa calle Santoioglio o in piazza di entrata oppure in piazza di mercato o in piazza di Avellino, si calcola una stessa fatta tramite abitativo. Cioè, questa è una cosa minutella, ma da buscare, però capita gai occasionalmente della Stapari, insomma, ecco come ti capita in queste occasioni. Vamos tutto appuntamento è in Lugola, settimo raduno speleologico regionale, l'Ula 3-4 maggio 2025. Poi abbiamo appuntamento Zunnichi, De Maio, che sa su pranzo che questi sanno stata e però bel puro così pennetta sanno stata in Brizzichetta, Zunnichi, De Maio, Domessa e Fintichini. Poi cominciano tutti la novena e così via. Poi a Murugalo c'è un punto dove il digitale è facile, questo è in comune, sul comune dei Vizi, che ha assistenza e formazione gratuita per usare la tecnologia digitale. Bene, andiamo da innanzi, basamento che è steso il premio di tesi di laurea, poi chi è iscritto una laurea, è iscritto una tesi su quale sa idea a dei vizi, insomma, storia e così via. Deve fare che domanda su Binnichi di Sant'Andrea. Galo da innanzi, andiamo, ecco qua, questa bandiera che veste in Piazza Nova, possa di essere Sardegna, in onore, commentato Donzano. Ecco, a Curza Giorgio Asproni, che Giorgio può commentare per rapponate, Giorgio Asproni ha commentato de Gai la questione, che lo deviano imbolare a mare, che lo deviano, no, caricare in una barca. Ecco, ovviamente poi che oggi comincia a messa birra evangelica, adesso Zillini de Sasede, del circolo de Sasede, a 7:30, adesso a 7:30, a Sasotto e mezza. Vamos, no, andiamo sul giornale ed è preciso, entriamo sempre in Sadiessa Sardegna, celebra i martiri della rivoluzione, il ricordo a Sassari, a Cagliari e le notte dell'orchestra regionale. Ferrovia, Nuora Basanta, subito il piano di fattibilità con i sindaci e il comitato in campo, il sindacato Carabinieri. Il comitato
e il comitato, il sindaco e il comitato in campo il sindacato carabinieri, cioè viene sul sindacato carabinieri este a favore di sa numero abbasanta. A discapito di Maccumeli, insomma, però non si può non fare una struttura di questo tipo. Andiamo a suo sport, a Bittese, a 45 punti, ha perduto che su Tiesi, Tiesi è secondo in classifica, che in 73 punti, e giocando che su Tiesi che ha 75. La partita inveniente a essere Bittese o Tierese, considerare che la Bittese sia andata a perdere 3-0, ma comunque non la guerriamo. No, che beste su Castello che ho giocato su Verona, giocano in Verona fuori casa, quindi e accanto parte l'allenatore gli ho fatto idea di giocare la carta Pavoletti. Pavoletti è questa carta che si gioca attaccando, ma ha bisogno di dare una sterzata, insomma, specialmente necessitata di salvare la squadra da retrocessione, insomma, ecco, in questo caso il Cagliari ha 30 punti, su Lecce a 27, su Venezia 20 Kimbe, quindi sono Kimbe punti in più su Venezia, ma insomma tocca adesso procurare punti dopo non correre sul rischio di anche sprofondare in graduatoria. Salì il giorno degli eroi, la rivoluzione sarda rivive a Cagliari, Bono ed Alghero. Commissario SL strappo in maggioranza, in a quanto pare sul PD non cate ingullito pronuncia trovato che il presidente della giunta ha fatto a posto a commissario lo scaccherfituissa o lo che gli sono stato dettato sul partito, insomma. Ha dichiarato che essendo l'assessore alla sanità dei 5 Stelle deve essere tutto canto docente chi collabora, cioè dessa parte solo in modo tale che viene più ubbidiente, insomma, che poi non è strano la cosa che non sono dettame. Ok, della giunta alla sostituzione dei 12 manager delle aziende, ma il PD diserta la seduta, cioè praticamente hanno votato che ne so rappresentante del suo PD. Su PD comunque le sconsegnane tutte, se ha 5 Stelle, quindi e te pretendete che poi cosa non comandano, e tu li consegni tutto, come viene a suscitare quel numero, a comandare il numero. Duello per il primato, Tolterese e Tiesi continua, vabbè questo mi è scapitato in occhio ed è pagina maestra relativa a questa partita che ha giocato già Bittese in Tiesi. La partita che sostiene invece si gioca in Bizzi, cioè in Lugol, sul stadio di Lugolo. ASL, la giunta fa le nomine, ma estrappo tra Todde e PD. Sorprese e conferme tra i commissari, Bacca che conferma, ASL Nuoro che confermaiano invece Bestangelo Zuccarelli, da 2 anni direttore del servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale dell'ospedale Cardarelli di Napoli, prima con analogo incarico alla SL di Carbonia e prima ancora ad Olbia, Custeni posto in sostituzione su Chibitti. Paolo Tauro, sino a ieri era il direttore del Dipartimento Area Amministrativa della SL della Gallura, Tauro, Diego Cavizza, ecco adesso uno San Benato Sardo, Federico Argiola, Sonate, Campidano, Bestia Maria Francesca Ibba, ASL Sulcis Andrea Marras, ASL Cagliari Aldo Azzori, Arnas Brozzo Maurizio Marcialis, AU Cagliari Vincenzo Serra, AU Sassari Mario Palermo, Areus Angelo Serussi. Praticamente i cambiamenti dell'ultima ora non hanno stravolto le indiscrezioni della vigilia, solo 2 i recuperati. A Sassari arrivano Paolo Tauro e Mario Palermo, Conto in Gallura, Zuccarelli a Nugolo. Quindi Gioè Nugolo che non si li scampaia, niente, sacrificato.
Bene, Possa di Sardegna, premi Isre, oggi consegna a Turchi e due Pugioni e a Pirrichedu. Meritato questo dei due Pugioni, veramente, due scana dato meta a cultura sarda. La di Sardegna sarà celebrata oggi all'Istituto Superiore Regionale Etnografico con l'attribuzione di 4 riconoscimenti ad altrettante figure di riferimento delle tradizioni popolari sarde. La- Lo farò nella mattinata di oggi nell'auditorium Lillio in via Mereu dalle 10:30 alle 13. Il primo di questi riconoscimenti sarà consegnato all'insegnante e saggista Dolores Turchi di Oliena per l'importante contributo di condivisione della sua passione per la tradizione popolare sarda e per le sue numerose opere in merito alle tradizioni e per la divulgazione della cultura popolare sarda. La seconda e terza onorificenza verrà consegnata agli artisti Anna Maria e Giovanni Pugioni, conosciuti come il duo Pugioni di Tempio, per la diffusione attraverso la musica ed il canto di temi di attualità, problemi contingenti e attimi di vita della Sardegna. Il quarto riconoscimento, eccetera, eccetera. Andiamo alla politica internazionale, Cremlino, tra USA e Russia, molti elementi coincidono davvero. Guerra in Ucraina, Rubio vicini ad un accordo, ma non abbastanza vicini. Cioè, questo russo discorso delle narre, va bene, noi li potremmo concordare, però non concordiamo. Vabbè, tu si chiede papare tutto e quindi è tutto baggianata. Altra questione, Trump stringe pace entro la settimana e a Bistar Frisco, non si fida più di Putin, no, incontro a San Pietro il giallo della terza sedia, cioè praticamente imponendo una terza cratea, ma poi la terza cratea noi salta apposta. Vertice USA UE, von der Leyen sente Meloni. A quanto pare che abbiate questa possibilità di incontro tra Trump e von der Leyen. Va bene, e che in questo terminiamo il ritorno a e non diamo l'appuntamento torna a casa.